Andrea Giorino, arrivano delle critiche nei suoi confronti per l'incarico che le ha attribuito il sindaco come coordinatore della Sagra di Agrigento. Ma guardi, io sto collaborando con il Comune per la riuscita della Sagra del Mandorlo in Fiore. Come lei sa, sto collaborando a titolo gratuito insieme a Lauretta e a Bellomo. Le critiche nascono da qualche giorno. Noi andiamo avanti. Voglio sottolineare che mentre prima le sagre costavano parecchi miliardi, di vecchie lire, anche parecchi euro. Oggi stiamo facendo una sagra con un'economia, diciamo, abbastanza scarsa, tra virgolette. Sarebbe opportuno che chi critica mettesse a disposizione la propria collaborazione con il Comune affinché la città quest'anno avesse una sagra migliore degli altri Sono anni. arrivati anche dei plausi, uno tra i tanti, quello dell'onorevole Michele Cimino, che apprezza la vostra iniziativa. Ma io mi sono sentito con Michele Cimino, l'ho ringraziato perché ovviamente ha avuto parole di apprezzamento per la saga del Mandorlo in Fiore, e chiaramente ho anche detto che lui in qualità di vicepresidente della regione metteva a disposizione qualcosa per questa iniziativa, per questa importante iniziativa. Oggi non c'è nessuno che vuole dare una mano alla città di Agrigento e chiaramente noi andiamo avanti senza tener conto delle critiche. Vediamo se la Camera di Commercio sta mettendo a disposizione qualcosa per un piccolo contributo. La provincia ha dato il proprio contributo, ma non abbiamo sentito altre istituzioni che mettono il proprio contributo per la riuscita della manifestazione.